Allora, eccoci rientrati in studio, Gianangelo Bellati, eravamo rimasti sulla capacità o meno delle nostre imprese di poter utilizzare i fondi, che siano prestiti o a fondo perduto, del Recovery Fund, perché ovviamente la componente, quella del MES, riguarda soprattutto gli interventi nel settore, quello della sanità, quindi ci sono anche delle imprese, ma lasciamolo un attimo da parte. Allora, le nostre imprese sono un miracolo, perché per chi come noi fa attività di ricerca sui numeri, sui dati, sulle statistiche, sono formate da delle persone che hanno una capacità di lavoro superiore alla media, altro che i giapponesi, e riescono a resistere nonostante tutte le difficoltà che il sistema pubblico, tasse, complicazioni amministrative, difficoltà, leggi su leggi, leggine, leggette, già il DPCM sono un esempio, no? Questa malattia tutta italiana di produrre norme che alla fine vanno ad affaticare il sistema delle imprese, eppure le nostre imprese resistono, sono eroi. Io credo che siano gli eroi dell'epoca moderna italiana, soprattutto qui nel nord Italia, sono bravissimi, riescono. Qual è il problema? Che i nostri imprenditori hanno una marea di progetti nei loro cassetti che sono di altissimo livello, perché io ho avuto l'avventura anche di vedere molti di questi progetti quando si parla di fondi europei, visto che è stato il mio mestiere per tanti anni. Quindi il problema sta non nel presentare i progetti e non nella capacità di attuare i progetti, ma nella risposta, che era quello che vi dicevo poco fa, degli enti pubblici che gestiscono l'offerta dei fondi tipo Recovery Fund, ma possono essere i fondi strutturali, tutti gli altri fondi europei e non europei, di essere veloci nella gestione di questi fondi. Noi abbiamo ancora negli enti pubblici, a parte i crediti che le imprese vanno riguardo quando dice gestione cosa significa? Che sono lenti a... Bisogna fare più velocemente i bandi di gara, bisogna velocemente dare le risposte, le valutazioni sui bandi, bisogna permettere alle imprese di poter avere una risposta sulla loro esigenza di investimento che non può aspettare un anno, 6-7 mesi, perché in 6-7 mesi cambia il mondo e mi arrivano allora giustamente, come diceva il nostro editore, ci arrivano i cinesi che nel frattempo vanno avanti più di noi. Allora molte imprese non domandano neanche il fondo pubblico, perché se il fondo pubblico ci mette così tanto a gestirlo il funzionario pubblico, è evidente che non serve più oltre una certa data, perché il progetto presentato diventa già vecchio in un mondo così veloce. Quello che vi dicevo poco fa, che il dramma del nostro paese è che se noi abbiamo tanta gente che vi sta a Roma per decidere come fare per i progetti che poi vengono fatti dalle imprese, invece di avere gente in numero sufficiente che lavora bene sul territorio per dare velocemente i denari alle imprese, ovviamente seguendo tutte le procedure di trasparenza pubblica, ma una procedura di trasparenza si può fare in tempi abbastanza veloci, sì, e anche di valutazione dei progetti che vengono presentati per dopo decidere chi vince. Se tutto questo viene fatto in mesi e mesi, dovrebbe essere fatto in giorni. E allora sì che l'impresa, per cui la risposta è positiva da una parte per quanto riguarda il sistema privato, mentre se abbiamo di mezzo il sistema pubblico, abbiamo un sistema pubblico, non so se voi vi rendete conto, che sta funzionando in maniera sempre più lenta, nonostante ci siano i mezzi informatici a disposizione, con sempre maggiore difficoltà da parte del funzionario pubblico per tutta una serie di problematiche, il danno erariale, le responsabilità, di mettere la firma. Cui prodest al funzionario stesso giova. Prodest perché non prende degli impegni nonostante sia pagato perché se io dico sì e se io dico sì non valgo niente, se io dico no allora ho il potere in mano. E questa era la favola di Re Franceschiello, la barzelletta di Re Franceschiello. Sì, esatto, sì. Però noi abbiamo i fondi europei di cui quest'anno, credo, o l'anno scorso, abbiamo raccolto, sono rientrati in Italia solo il 47%. Allora adesso ne vogliamo ancora, ma quelli che sono a disposizione nostra non riusciamo a recuperarli. Mi spiegate perché? È questo che ho appena detto. No, ma perché l'azienda non riesce a recuperarli? Allora, le spiego una cosa. Succede una cosa... il 90% dei soldi questi qua sono gestiti da enti pubblici. È così? Non dalle aziende. Non vanno direttamente alle aziende. Ma qualcosa alle aziende. Perché l'azienda non può andare? L'azienda è il fruitore. Ho capito, ma dalla perché? Comunità Europea al fruitore, in mezzo c'è la pubblica amministrazione. Ma perché succede questo? Perché queste sono le procedure scelte dall'Italia. Il vero problema, scusa, il vero problema è che abbiamo una burocrazia lenta che aumenta sempre di più le procedure burocratiche. Quando io do in mano
il progetto di semplificazione burocratica ai più alti burocrati che abbiamo a Roma, beh, è come dare la presidenza dell'Avis a Dracula, non si va molto lontano. C'avevamo un politico che diceva: pensa male è una brutta cosa, ma spesso ci indovini. Allora mi spiega perché la mafia dei monti, come si chiamano in Sicilia? Del Parco dei Nebrodi. Del Parco dei Nebrodi si sono portati a casa miliardi truffati alla comunità europea. Perché l'autostrada Messina-Palermo, all'epoca l'ultima volta sono stato qualche anno fa, era metà da una parte e metà dall'altra, hanno assorbito tutti i fondi, la comunità è andata a controllare, si è anche arrabbiata, ma non mi risulta che la regione o chi altro abbia restituito i soldi che doveva loro hanno detto: abbiamo finito l'autostrada, ne avevamo fatto metà, in realtà c'erano tutte e due le corsie, un po' a destra e un po' a sinistra, si usciva, si entrava dall'altra parte, questa è. Allora, perché queste persone, perché vengono finanziate queste persone e non vengono finanziate le aziende? Le spiego, esperienza personale, noi abbiamo varie aziende e ho provato a entrare. Non ci sono mica riuscito, sa. Posso fare io una domanda? Prego. Se invece di avere dei fondi, lei avesse con procedura semplice come per i rimborsi, quelli sa che ci sono le detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione immobiliare, no? Certo, ma questo è un altro caos. Se lei invece di chiedere i fondi mi scusi, questo è un altro caos che faremo una trasmissione su questo. Tutta una serie di esenzioni fiscali, secondo lei non le converrebbe? Perché l'esenzione fiscale tu l'hai se sei subito in regola, hai solo paura del controllo dell'Agenzia delle Entrate, li hai in cambio di investimenti che fai, che vengono diciamo scaricati al 100% piuttosto che un altro incentivo eccetera, lo fai, quindi lo ottieni in forma automatica. Perché non utilizziamo invece questo sistema? Perché comunque c'è una burocrazia che alla fine è in grado di assolverti o condannarti. O forse perché a qualcuno interessa? A qualcuno la passerà liscia, altri invece che hanno fatto le cose bene troveranno il cavillo per fotterli. O forse perché interessa a qualcuno di mantenere il potere nella gestione del denaro che arriva da Bruxelles o da altre fonti di finanziamento, quando invece con l'esenzione fiscale questo potere al settore pubblico non viene dato. Ci hanno messo di mezzo anche le banche, per cui se devi scontare questo credito devi andare alla banca, la banca se sei simpatico ti dice di sì e ti trattiene un 20%, se invece non sei simpatico ti dice di no e tu non è che ti puoi offendere e dire c'è un'ingiustizia. Quindi non ci sono delle regole precise. Allora i tedeschi hanno diciamo, tutti i loro grandi difetti. Se c'è un difetto che hanno i tedeschi dicono una cosa e le parole sono come pietre. Per questo dovete fare questo e loro fanno e non si va a vedere il cavillo o cose di questo genere. Se hanno sbagliato pagano, ma in Italia il furbo ce la fa, la persona onesta spesso ha l'inciampo, ma soprattutto c'è una mentalità, non la mafia, ma una mentalità mafiosa nella gestione di queste cose. Cioè se sei un amico ce la fai, se no fai fatica. Allora ti devi appoggiare da un grande commercialista, un grande architetto, intouchable, no? E quindi allora avrai tutti i fondi e potrai fare tutto quello che vuoi, perché sei protetto. E invece le cose non dovrebbero andare così. Io vorrei un architetto giovane che si è appena laureato, che ha voglia di fare, invece questi non hanno possibilità di farlo. Ecco, e torniamo sempre al vecchio sistema. È il sistema che non funziona. Masona, cosa dice di questa, un commento diciamo all'appunto? No, ma ha perfettamente ragione, perché questo io non entro nel merito adesso, non entro nel merito adesso dei bonus, dei super bonus edilizi eccetera, ma se uno ha 10 minuti di tempo prova a prendere in mano e guardare, razionalizzare la procedura e gli attori che entrano nel campo lungo la procedura, capisce che l'intenzione del legislatore, del governo, è stata buona.
Anche il progetto di dire do dei soldi perché mettano a posto la casa dal punto di vista energetico, dal punto di vista della sicurezza dei terremoti, eccetera, per la bellezza, le facciate. Certo. L'intuizione è un'intuizione felice. Chi l'ha avuta, o quando noi l'abbiamo proposta, bene. Dove cade l'asino, diciamo noi veneti? Cade nel momento in cui la burocrazia ragiona e imposta le procedure perché parte dal pregiudizio che comunque chi è di fronte e vuole usufruire vuole fregare, vuole fare il furbo, vuole fare una furbata. Partendo da questo pregiudizio, mette in moto una serie di passaggi procedurali che rendono nullo il bel progetto, la bella intuizione. Ho detto del 110, del bonus, ma posso andare anche su altre cose. La semplificazione, e chiudo. Tutti noi abbiamo chiesto una semplificazione perché le regole sono scritte, sono talmente tante e sono scritte talmente contorte che neanche il più bravo riesce a capirle. Da quanto tempo lo diciamo? Avete letto gli ultimi DPCM? Sì. Bene, vi sfido sui 100 articoli, 120, 130, i 400 articoli, vi sfido a capire perché... No, ma non solo, ma da applicarli correttamente. Stavo dicendo, non solo a capirli, ma anche a muoversi in mezzo per riuscire ad arrivare all'obiettivo. E l'obiettivo, lo ribadisco, non voglio fare un colpo alla botte e un colpo al cerchio, l'obiettivo di mettere in campo misure per sostenere il momento difficile, catastrofico che abbiamo, sono intuizioni e intenzioni buone, lodevoli. Poi ci lasciamo prendere la mano da tutte queste procedure tipicamente bizantine e italiane, per cui è vero, i tedeschi, ma non solo i tedeschi, neanche gli olandesi, non capiscono niente di quello che facciamo noi. Se diamo in mano una legge anche a un avvocato olandese, una nostra legge italiana, si mette le mani sui capelli e dice no, non voglio neanche parlarne. E tra l'altro sul recovery plan proprio Germania e Francia sono già pronti. Noi dobbiamo ancora buttare stiamo pensandoci, siamo avete visto serie. la proposta veneta della giunta regionale del Veneto, diciamo, brevemente, ha proposto interventi a valere sui 209 miliardi del recovery fund per 25 miliardi, il Veneto 25 miliardi. Se voi andate a vedere, ci sono dei titoli precisi e puntuali. Vedrete che alla fine dei 25 miliardi chiesti, se riusciamo a portarne a casa 6 o 7, dobbiamo baciarci le mani. E là ci sono proprio titoli precisi. Quando io dico faccio l'autostrada del mare per andare sulle spiagge, è chiaro, si sa già qual è il percorso, non il progetto definitivo, ma il progetto fattibile, c'è già. Quando dico l'ospedale di Padova, il progetto fattibile c'è già, mancano ancora tante cose, quindi è preciso, puntuale, ma vedrete che saremo così bravi a livello italiano, spero non a livello regionale, da rendere difficili anche queste cose che sono di una chiarezza positiva, significativa. Peraltro voglio aggiungere a proposito dell'ospedale che sarà da riprogettare, perché alla luce di questa pandemia probabilmente ci rendiamo conto che per esempio la Germania ha 10 volte più posti letto di emergenza piuttosto dell'Italia. Ma non pagano 25.000 forestali in una regione. Le faccio una battuta, non è da riprogettare, è da progettare. Sì, io ho avuto un progetto, adesso non so quanto fosse valido, ma comunque chiaramente è da vedere quale sarà, e lo abbiamo detto nella trasmissione che abbiamo fatto apposta sull'ospedale di Padova, quale sarà la medicina del futuro. Non posso costruire un ospedale oggi con la tecnologia di oggi, perché chiaramente arriveremo a tempi e metodi che quando è finito l'ospedale la medicina sarà un'altra cosa, e lo vediamo anche nella produzione dei vaccini.
Oggi la tecnologia sul vaccino è stata rivoluzionata da questa pandemia. Certo, certo. Allora ci fermiamo qua, torneremo sicuramente sull'argomento, anche perché cercheremo anche di capire come andrà a finire questa vicenda del recovery fund del MES, e anche, soprattutto magari per scendere un pochino più nel dettaglio di come potrebbe essere utilizzato e che tipo di beneficio ne avrebbe ad esempio l'economia veneta. Ringrazio Renato Masona per essere stato con noi, segretario della CGIA di Mestre, grazie a Gianangelo Bellati, economista e presidente di Longarone Fiere, per la vostra presenza. Ai telespettatori un breve break pubblicitario e torniamo subito, tra poco.